Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro Marco Genduso qui per commentarvi la giornata numero 21 del campionato di Serie C2 Girone A che vede scendere in campo Futsal Emiri e Città di Marsala. Le due squadre sono già in campo, nel frattempo classica stretta di mano tra i due capitani, Vito Scarpitta da un lato, Giuseppe Rappa dall'altro, con il direttore il signor Francesco Salvatore Suriano che quest'oggi ci accompagnerà nella direzione di questo match. Insomma, partiamo subito visto che abbiamo decisamente tanto tempo e anche un pizzico in anticipo questo match, perché partiamo subito dai punti. Le due squadre sono separate soltanto da 2 punti in classifica, 27 per gli Emiri, 25 per il Marsala, però credo che da entrambi i lati, insomma, si possa dire che è una stagione un po' al di sotto delle aspettative, perché Marsala lo scorso anno fino all'ultimo si è conteso i primi 4 posti, arrivando appunto nella top 4 della classifica delle campioni di Serie C2. Gli Emiri facevano parte anche qui della top 4. Insomma, due squadre che lo scorso anno si giocavano l'accesso al terzo posto, secondo posto, anche la promozione diretta in C1. Adesso invece stanno avendo tanta difficoltà. Però in questo pomeriggio bisogna non guardare la classifica, bisogna sicuramente giocare a calcio, perché solo così si può recuperare qualche punticino. Dicevamo 27 punti per gli Emiri, con settimo posto in classifica, di cui 13 fatti in casa, forse un po' pochini rispetto a quanto ci si aspettava. Il Marsala invece 25 punti in campionato, 9 in trasferta. Questo sicuramente è un po' l'aspetto negativo di questa formazione, che fa tanto bene dentro casa. La scorsa partita infatti ha vinto con un convincente 10-6 contro Città di Bisacquino, una squadra che è un po' in fase calante in realtà di questo campionato, però comunque una squadra che rimane sicuramente tra le più forti. Gli Emiri invece con un pirotecnico 7-6 hanno perso il match contro il Club Olimpia. Nel frattempo noi vi mostriamo anche lo scoreboard con il risultato, poi vi ricordiamo chiaramente come sempre che il cronometro inizierà a scorrere nell'istante in cui ci sarà il primo tocco. Vediamo subito anche i quintetti iniziali, ma prima c'è un minuto di silenzio. Adesso vediamo anche contezza però sui due schieramenti. E con il fischio del signor Suriano può finalmente iniziare il match. Vediamo i due quintetti. Lo Presti giocherà da pivot con l'insitto sulla fascia destra, sul lato di sinistra invece Scariolo, al centro Nuccio, in porta Vito Scarpitta, la porta invece Sciacca, Parisi, Rappa, Guglielmini e Nicolò Rinicella. Ma la novità è soprattutto in panchina, perché non c'è Mister Orlando. Oggi è la prima di Mister Gritto. Inizia anche il match. Scariolo cerca subito la porta. Insomma, un inizio da parte del Città di Marsala interessante, perché dopo appena 5 secondi ha voluto subito far capire che oggi non è qui per una scampagnata, ma la strada che hanno fatto da Marsala questi ragazzi è tanta, e quindi vogliono sicuramente vendere cara la pelle, vogliono sicuramente tornare a casa con qualche punticino, che siano 3 che siano 1 non lo sappiamo chiaramente, però credo che sicuramente sia una formazione che vorrà mettere dal punto di vista del calcio giocato questa partita nelle direzioni più favorevoli possibili. Intanto Guglielmini, palla di ritorno su Parisi, chiude Scariolo, bella qui la sua diagonale in fase difensiva, pressione alta, Parisi intercetta con la tibia, sarà dunque rimessa laterale. C'è anche già un fallo da parte di Nuccio, che ha prestato un po' troppo alto qui, commettendo anche fallo Scariolo. Nel frattempo Rappa chiama Guglielmini alla fase difensiva, palla dentro, Rappa la tocca, poi Sciacca. Oggi è lui il pivot titolare, ricordiamo che manca Mattia Pecoraro, tanti gol in stagione, una gran bella annata per il giovane
calciatore delle ex Villauri, ex anche Palermo Calcio a 5, oltre ad essere cresciuto qui nelle 7 giorni dei Futsal Emiri. Oggi una brutta assenza. Vediamo Sciacca come si comporterà in questo lavoro da pivot. Schema, qui Cicca e poi Rinicella cerca anche un tiro. Oggi ricordiamo è la 21esima giornata del campionato, insomma una giornata molto lunga perché ci sono tante partite in programma. Oggi in contemporanea anche l'Altofonte tra le mura amiche. Nel frattempo Guglielmini intercetta il pallone su Nuccio, si autolancia, adesso Sciacca punta all'uomo, Sciacca va sul destro, Linzitto molto bravo qui a negare il tiro, poi Lopresti fa un gran bel lavoro qui da pivot vero, poi Sciacca è scivolata anche l'ultimo toccare, però Lopresti non sembrava da qui in realtà, però il signor Surian era molto vicino e dunque ha indicato la rimessa per gli Emiri. Rappa per Parisi, adesso Sciacca si ritorna dalle parti di Parisi, cambio di campo, Guglielmini, Suola e poi Sciacca, può puntare l'uomo, Linzitto lo sta guardando attentamente ma non stava affondando il tackle, Parisi, tacco, Scariolo lo fronteggia, poi lascia Linzitto la fase di pressione più in alto, adesso Rappa, c'è Nuccio più avanti, si inserisce Rappa ma Guglielmini preferisce andare dalle parti di Sciacca, Rappa ancora, Lopresti fa un gran bel lavoro, rischia Rappa, poi calcia con la punta qui Scariolo e Rinicella fa il primo dei suoi miracoli. Gran bella azione da parte del Città di Marsala che ha provato subito a sbloccare il match, sempre con Scariolo che sappiamo essere il giocatore più interessante di questa rosa. Linzitto, palla su Lopresti, poi Rappa vince il mismatch, questo credo che sia anche uno scontro che vediamo all'interno di questa partita con Lopresti e Rappa che hanno tanta esperienza, sono due giocatori molto esperti e insomma fanno anche del fisico un po' le doti migliori. Scariolo lascia lì all'Inzitto, avanza, poi scarica, palla di ritorno, Nuccio ancora dentro per l'Inzitto e qui dice al compagno per un pizzico la palla non mi è arrivata, insomma Giovanni Marsala ha iniziato molto bene in questa partita. Vediamo però come risponderà la squadra allenata da Nicola Gritto, un allenatore che ha veramente una grande esperienza. Parisi lancia Sciacca contro il portiere, Sciacca si allarga, Sciacca! Ed è vantaggio Futsal Emiri alla prima vera occasione, attacca di più il Città di Marsala, ma ad andare in vantaggio è proprio Futsal Emiri, 1-0 Sciacca. Buona mano, dai raga, dai. Qui un grande lavoro da parte di Parisi che si è vestito da assist man e l'ha fatto molto bene. Passinata ancora di Guglielmini che può calciare da fuori. Manu! Guglielmini! Tienila quella palla, tienila! Non la buttare, tieni, è prezioso! Anche Mister Gritto a dire al proprio giocatore di non buttare via la palla ma di tenerla perché ha detto questa palla è preziosa. Questo è il virgolettato di Mister Gritto, insomma noi lo ascoltiamo e vogliamo anche dirvi ciò che effettivamente dice. Dunque si è sbloccata la partita dopo appena 4 minuti e 30 con questo importante vantaggio. Esci da lì, di fianco, dai, sempre ascolta. Occhio là. Occhio! Lopresti, Rappa lotta, poi testa, mette la palla fuori. Oggi è una giornata ricca di campionato con diciamo l'Altofonte che affronta il Favignana, poi Sfida Futsal contro il Jason in una bella sicuramente partita. Poi Scariolo fa un buon lavoro, l'Inzitto allarga per la conclusione di Nuccio, palla deviata, poi si continua con il Città di Bisacquino contro Giudecca, ora Toro Cosme e Damiano con il Palermo Futsal Club, sempre qui negli Sportisti, ricordiamo. Allora 19:30, poi la Toro San Vincenzo contro il Bonifato Alcamo e infine domani nel pomeriggio Pioppo contro Club Olimpia. Dunque queste sono le partite che terranno compagnia a tutti gli amanti del campionato di Serie C2. Sciacca, Rappa, al centro, Guglielmini regala il possesso, si può lanciare Scariolo, apre verso Lopresti, è molto bravo Sciacca a farsi trovare lì nel posto giusto. Parisi, Rinicella, Arriva! prova il rilancio, Guglielmini la controlla, scarpetta qui
Si fa trovare pronto sul primo palo e si riparte. Dunque, grande palla per Scariolo. Rinicella, Scariolo ancora. Rinicella. È tornato il 23. È tornato alla grande. Poi nel frattempo Mister Gritto un po' arrabbiato con Guglielmini, qualche pallone troppo sprecato. Nel frattempo si sta riscaldando Pera, chissà che non sia proprio per Guglielmini. Nuccio, Guglielmini che va subito a lottare, poi la botta è forte, infatti va giù. Linzitto, Sciacca ancora molto bravo, Guglielmini nasconde il pallone, allarga, Sciacca prova l'azione solitaria, poi apparecchia Parisi! Con la punta, non può nulla Scarpitta, 2-0, Futsal Miri. Vai Parisi! Buona sa, dai! Grande Manu! Dai sa! Grande Manu! Dai, non mollare! Ed è 2-0 dunque il match di questo pomeriggio, ma dobbiamo anche essere sinceri, Marsala non sta giocando male, anzi ha avuto le primissime occasioni di questa partita, poi si è fatta un po' trovare impreparata nei contropiedi perché sono arrivati 2 gol proprio su 2 ripartenze e Mister Gritto quando ci sono queste ripartenze si lecca i baffi, che sappiamo essere un allenatore molto bravo a contenere e poi ripartire a 1000. Manu! Secondo palo, Manu! Parisi per Rappa, controllo difettoso, c'è l'inzitto, adesso Rinicella, Guglielmini, bravo qui Scariolo, poi Nuccio, prova a seguire ancora il 23 ma non funziona l'asse, poi Sciacca apre per Guglielmini e Scarpitta questa volta fa una grande parata, poi Parisi con un piccolo rimpallo, Scarpitta ancora blocca il pallone, capitano. Nuccio, Scariolo imbucata, sempre molto lunga, Lo Presti, bel dribbling, Lo Presti c'è la cosa, ha parato con la mano destra, è rimasto in piedi fino all'ultimo, che parata. Parisi, palla magica per Salvo Guglielmini che la controlla, rientra Lenzetto, poi va a lottare e guadagna anche il possesso Guglielmini e qui deve passare però il pallone Guglielmini, ci deve passare il pallone Guglielmini perché deve fare tanto di più. Manu, non ti fermare, Manu! Manu secondo! Ultimo per! Aggiustati! Anche il portiere gioca, Rappa, Gira ancora, Manu! Dai, Rappa! Sali. Sciacca, vede Parisi, poi Guglielmini, palla di ritorno con Sciacca da ultimo uomo che appoggia dalle parti di Capitan e Rappa al centro, Guglielmini, Nuccio con gran bel lavoro, poi apre Scariolo di prima ma non funziona perché Sciacca riparte a 1000, salta l'uomo, Sciacca apre, Rappa secondo palo, Guglielmini, ma come giocano bene oggi il Futsal Miri, grazie. Bravo Beppe! Guglielmini, vieni dai! Grande Beppe! Sì, salvo me! Oh, salvo! Ora sa, dai! Esci da lì, dai! Ed è 3-0 il risultato. È un gran bell'inizio anche di avventura per Mister Gritto. Scariolo, c'è sulla posizione di Nuccio, non lo serve, Linzitto, sale Pera in pressione intanto per Guglielmini, Linzitto, poi Sciacca, insomma oggi Sciacca è indemoniato però. Palla rimessa, Lascialo, Manu, lascialo! palla imbucata per Rappa che non ci arriva. Rappa, vieni su! Ballo me! Nuccio, poi Parisi, tocca Esci, in attacchi se chissà, Pera! Occhio Manu! poi Scariolo cerca un passaggio dentro, palla che però non
arriva a destinazione, dunque calcio d'angolo, prova. Esci. Poi conclusione ancora e Rinicella mette il piedone. Occhio buono, Poi Pera, Sciacca si autolancia, è veloce, si appoggia centralmente da Parisi, palla ancora verso Sciacca, chiude troppo sul primo. Sciacca! Posizione Sciacca! Vieni Manu! Ce l'hai Sciacca, ce l'hai! Scariolo cerca di imporre il suo gioco, l'uomo più importante delle città di Marsala, poi Rappa ancora una volta giganteggia. Poi conclusione tentata da Nuccio, che prova tanto questo tipo di Occhio dietro, tiri. Grande Poi Rinicella allontana come può, Sciacca la controlla l'inzitto, Pera e poi Scariolo con la spalletta addirittura, l'inzitto, Rappa fonda il tackle, poi palla dentro Pera, nonostante Rinicella l'avesse chiamata, poi Sciacca. Questo è Lopresti a fare il centrale. Sciacca. Nel frattempo mister Gritto chiama il time out però al prossimo possesso chiaramente. Pera. Aiutalo, beh. Buona, beh, va bene. Poi Sciacca, che partita di Sciacca, Nuccio, Sciacca ancora. Va bene, va, buona, va. Sta lottando su tutti i palloni Sciacca oggi. Non è un gran inizio di partita. È stato l'ingresso con Fiorino, Scariolo. Fiorino vuole un posizionamento di compagni, trova però Lopresti, va sul destro, Pera non glielo vuole concedere, poi Sciacca in raddoppio, Lopresti ancora, attacco, l'inzitto per Fiorino e nuovamente l'inzitto, sempre Fiorino. Scariolo, Forte! la pressione è alta, Parisi ha anche ragione, Pera. Girala. Parisi, ecco Capitan Rappa che procede con il pallone tra i piedi. Vieni Sciacca! Sciacca, Rappa. Nel tempo le urla di Mister Gritto per il cambio, fuori Sciacca, dentro Naccari, vediamo come si comporterà il numero 16. Sciacca ha fatto un grandissimo inizio di partita, 13 minuti di altissimo livello. Naccari, l'anticipo netto da parte di Lopresti, Parisi, Naccari mette una pezza, poi Parisi getta la palla fuori, dice di non averlo toccato, questo insomma quello che ha detto Lopresti. Rappa, vieni Rappa! A che sei qua Rappa? Dai, Dani! Sto avendo il campo, Palla restituita, bel gesto, dentro anche Cianamitaro ora che gioca sull'out di sinistra al posto di Rappa, però dovrebbe essere forse centrale, infatti lo vediamo adesso in una posizione più diteggiata. Pera, tacco, Parisi messo un po' in difficoltà qui, un pallone complicato. Sotto, però uscire in mezzo! In mezzo! Poi conclusione fortissima di Fiorino direttamente sulla zona toracica di Naccari, che sembra quasi non aver subito il colpo, poi si gira molto bene Rinicella, poi para con spaccata Lopresti, ancora Rinicella, cosa ha parato? E poi un facilissimo tapin di Giuseppe Angileri che fa 3-1. Rinicella si arrabbia tanto, dice cosa ci fa solo. E viene chiamato anche un time out. Insomma, un grande inizio di partita e di avventura di Mister Gritto al Futsal Emiri, però possiamo dire che un po' ce l'aspettavamo, perché insomma Mister Gritto è un grande allenatore in queste categorie, fa veramente la differenza, e anche oggi effettivamente ha dato un'impronta alla sua squadra, nonostante comunque ovviamente pochissimo tempo avuto a disposizione, perché
al di là del gol subito è al momento un futsale Miri eccezionale. Comunque sono state concesse delle occasioni, però se ne sono state create anche tante di più, oserei dire. Insomma, il risultato al momento è di 3-1 Votiamo, ecco, con bravo. un grande inizio per di Sciacca. Sicuramente è tra i migliori in campo. Nel frattempo si ritorna dentro con Scariolo, Fiorino, Lopresti, Angileri e Scarpitta. Dall'altro lato invece Pera, Parisi, Naccari e Cialamitaro con Renicella tra i pali. Il centrale però, notizia, è Naccari, non è Cialamitaro come pensavamo all'inizio. Cialamitaro, Naccari, Parisi, quindi Naccari, Pera. Però Naccari, a differenza di Rappa, sicuramente lo vedremo salire un po' di più. Cialamitaro, Pera provano a sfuggire i due, nulla da fare. Scarpitta va lungo perché vede lo spazio per servire Angileri che cerca una palla dentro, era anche intelligente. Poi Pera lotta col fisico alla meglio. Pera, poi Angileri, spallata tutto regolare. Non sono d'accordo i uomini di casa, ma sembrava di sì. Poi qui Angileri alle spalle di Cialamitaro. Insomma, bisogna guardarsi le spalle. Oh, il fiscale però, Alessi! Tu non lo dici, Nuno! Signore! Tu non lo dici! Fatti vedere, Pera! Arriva! Cialamitaro, Naccari, Parisi, anche per lui un buonissimo inizio. Sbaglia il passaggio, Fiorino, Lopresti alle spalle, Naccari non lo fa girare, infatti la sua pressione è ottima. Pera, palla in bocca d'attacco di Parisi, questa volta sbaglia però. Poi Lopresti, tacco anche lui per la velocità di Scario, Lorini c'è ancora. Seguilo l'avversario, seguilo! Qui forse un po' di velocità manca, perché Naccari e Pera non sono due corritori, diciamo. Naccari fa una magia, Naccari, palla fuori, ma come si era girato qui Naccari. Dentro Guglielmini, vediamo il posto di forse per Pera, uno per uomo, insomma. Ipotizziamo Angileri, Parese mette una pezza, poi Angileri tocca, Parisi, Cialamitaro, ancora Parisi, il passaggio, Angileri va giù, fallo di Parisi, giallo, giustissimo. Non è cambio, amico. Infatti dice, hai ragione. Vieni da me! Dani! Pera! Quindi calcio di punizione, momento di difficoltà per Iemere. Adesso Città di Marsala sta venendo un po' fuori, ma dire che stia venendo fuori adesso è un po' anche ingiusto, perché in realtà è dall'inizio la partita e comunque fa un buon calcio, però con pochi esiti positivi. Adesso invece sembra che qualcosa stia andando un po' meglio. Intanto Guglielmini nel frattempo ha posto quello di Parisi, quindi non esce Pera, quindi sarà Pera sempre il pivot e Guglielmini il laterale. C'è ancora però qualche cambio da poter fare. C'è ancora Fortunato che non è entrato in campo, oltre chiaramente Arcilesi, poi anche Riccardo Furia. Andrà Scariolo sul palo, Cialamitaro. Dai, oh, concentrati, ragazzi, Fattore pronto. Gira! Poi Guglielmini ancora una volta impressione ottimo. Scarpitta, testa Naccari, Scariolo è un regalo. Poi Pera fa una bella chiusura, Cialamitaro mette una pezza, non è regata all'Opresti. Poi Guglielmini, si voleva il cambio ma c'è nulla. Guglielmini prova ad invocare da Pera, in vantaggio però anche piuttosto netto c'era Fiorino. Poi Città di Marsala si lamenta un po', voleva forse qualche intervento irregolare, ma non è stato ravvisato comunque dal signor Soriano. Pera, palla un po' a metà tra Guglielmini e Cialamitaro, non il massimo.
Guglielmini, Naccari di ritorno, Guglielmini con il sinistro, che palla di Naccari, ed è 4-1, si divertono adesso i ragazzi di Mr. Gritto. Time out. Bravo, Coppa! Continuiamo! Continuiamo! Bravo, Sergio! Salvo! Spera, vieni da me. Sciacca, dai. Acqua, acqua. Appena fischia. Oh, Naccari. Risultato di 4-1 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportissimi. Una gran bella partita comunque, quella tra Futsal Emiri e Città di Marsala. Un buon inizio anche in realtà da parte del Città di Marsala, che non sta giocando una brutta gara, però qualcosa in più deve pur fare. Dentro nel frattempo Accardi, fuori lo presti, vediamo come si comporterà il 18. Stai qua. Scariolo alle spalle ancora per la conclusione divorata da parte di Giuseppe Angileri, però quel lato è sempre il lato debole del Futsal Emiri, perché prima Ciaramitaro, adesso Guglielmini non seguono l'uomo dietro, e questo potrebbe essere veramente un qualcosa da sottolineare, conoscendo anche Mr. Great, insomma, qualcosa sul quale lavorerà in settimana. Accardi, poi Naccari conquista il pallone, apre per Ciaramitaro, poi bravo qui in anticipo Fiorino, Vedere che sei ultimo. Secondo palo. lascia la palla lì, Naccari, Secondo palo. Bravo! Va bene, Dori, va bene. Guglielmini, quando fai il calcio d'angolo, devi andare. Sergio, chiamatemi, Sergio! adesso sarà calcio d'angolo per la Città di Marsala. Ha avuto 23 di gioco, così già due time out. Fiorino lascia lì la palla, poi Ciaramitaro, un po' dolorante Scariolo, si continua però. Guglielmini apre tutto per Sciacca, la controlla Sciacca, Scarpitta rimane in piedi fino all'ultimo e fa molto bene. Pisciotto è caduto da solo. Nel frattempo va rimasto giù Scariolo, ma si è rialzato adesso anche con l'aiuto di Micella. Non ho detto niente, dice! Numero 1 sei. Sarà quindi rimessa laterale con Sciacca sul pallone. Non da uscire, Si butta dentro Guglielmini, testa però di Ritorna, Fiorini, Guglielmini! poi Scariolo, Naccari col fisico. Tiraci, Dani, 2-2. Guglielmini, finta e controfinta, va da Naccari, Sciacca, imbucata verso Ciaramitaro, verso Sciacca, Ciaramitaro, Guglielmini, giro palla da parte del Futsal Emiri, adesso viene chiamato anche Naccari a questo possesso prolungato. Sciacca va giù, ma si continua, poi Ciaramitaro con una ruleta molto bella, e fallo, e anche giallo per Angileri. Dani! Quindi calcio di punizione. Nel frattempo forse cambio fuori Ciaramitaro, però vediamo. Poi taglia. Al momento sicuramente punizione con Sciacca. Naccari, Fatti vedere, Manu. Guglielmini, finta e torna dalle parti di Naccari, che poco fa gli ha confezionato un assist meraviglioso. Naccari ancora salta l'uomo, palla illuminante per Guglielmini. Insomma, Naccari è un giocatore che ha dei piedi eccezionali. Fiorino, Scariolo di prima, prova con la velocità non lanciare. Nemmeno per i secondi, perché fischi l'ho fatto io, giusto? Basta. No, perché era 2. Sciacca in treccia! In treccia! Non è più secondi, è più prego. In qua! Ciaramitaro qui si litiga un po' con il pallone, perché la palla termina fuori. Errore da parte di Ciaramitaro, non da lui sicuramente. Fiorino vuole un compagno vicino, non ne trova nessuno e decide di ripartire da Vito Scarpitta, che va a lungo
per il controllo ottimo di Scariolo, che fa un aggancio eccezionale e poi il tiro un po' da rivedere. In 4, gira. Ciaramitaro. Di nuovo. Uno sempre qua in appoggio. Sciacca sulla velocità, si ferma, sterzata, va sul destro, Naccari ancora in mezzo, Scarpita blocca senza problemi, poi vuole fare scattare Angileri, ma poi Armeni sta giganteggiando anche dietro, poi prova nel dribbling ma sbaglia, scivolata di Ciaramitaro. Poi Naccari anticipa su Scariolo, bella palla, poi Naccari va tutto solo sul destro, sbaglia perché qui doveva scaricare il pallone, ha preferito invece andare dritto lui, non una buona idea però. Poi Ciaramitaro, poi c'è qualche cosa. Poi viene a parlare con Accardi. Che Scariolo qui a mettere la buona, a dire ok, tutto risolto. Almeno direzione dai 50 anni. L'ha capito, a posto, l'ha capito. Scariolo prova la palla imbucata, sbaglia Ciaramitaro, serve però Sciacca di ritorno. Ciaramitaro non c'è fretta. Naccari, adesso Guglielmini, pallone un po' complicato. Ciaramitaro però torna in tempo per poterlo prendere per l'anticipo di Fiorino su Sciacca. Ciaramitaro ancora, scontro con Accardi che fa la lotta, riceve il pallone, Accardi ancora fa sul mancino, Naccari fa una bella chiusura, poi cerca di rubargli ancora il pallone ma non ci riesce. Guglielmini di ritorno per Naccari, Scarpita la tocca e poi si rimane ancora lì. Accardi in mezzo a due, sbaglia. Poi Naccari decide di tornare dietro addirittura da Rinicella. Un minuto. Esci da lì, Salvo! Vieni, Salvo! Angileri, fallo di Guglielmini. Mettili centrale! Non c'è motivo. Oh, cerca! Dai che bello! Fallo un po' ingenuo da parte di Guglielmini. Fiorino non ne trova nessuno, trova invece adesso Accardi, non concede il fianco qui il futsale Miri. Nel frattempo dentro Parisi, fuori Ciaramitaro, un po' stanco il 4, palla di Scariolo sbagliata. Parisi, Aiuto, lo sa. manca un minuto, poi sicuramente uno di recupero perché c'è stato un time out. Sciacca al taglio di Guglielmini, va sul primo palo però. Non so se Mister Ditto chiamerà un time out, lo doveva chiamare in precedenza, poi alla fine non l'ha più fatto, era nelle sue idee però. Scariolo per lui, tutti 29 minuti in campo, ma pochi guizzi. Fiorino allarga il gioco, Accardi, poi Guglielmini in anticipo, Sciacca la controlla a sportellate, va giù, non c'è nulla però. Poi però ha rimessa il futsale Miri con Parisi che batte vicino al proprio pubblico. Guglielmini, Parisi, Aiutalo, va. Sciacca, Naccari di prima sbaglia, Fiorino ringrazia, Angileri sbaglia il passaggio, Guglielmini è molto veloce, prova il dribbling, lo salta ancora Guglielmini, Scarpita va in presa bassa all'ultimo e qui frega Guglielmini, poi Naccari con trattenuta e anche giallo. Poi il signor Suriano guarda
guardare! Due! Lo devi Io guardare! Basta! Lo devi guardare! Due! Lo devi guardare! Io ho guardato e ho sentito te! Io ho guardato e ho sentito te! Tempo protesta fortunato e un po' rischio. Anche giallo. Hai tutto il tempo! Ah, Salvo! Hai tutto il tempo! Ma tanti cartellini gialli in questa partita, gara Esci da lì! un po' nervosa, potremmo dire. Molto bella ma anche un po' nervosa, forse un po' troppo. Guarda dopo! È finita, quasi finita! Le squadre che hanno ancora il sogno playoff. E una vittoria oggi per Futsal Mini significherebbe crederci più che mai. Nel frattempo Altofonte che ha vinto contro il Favignana 8-3 come risultato finale. Adesso guardando un attimo la classifica, tanto palla però rimane lì. Scariolo calcia e Rinicella mette la mano ancora. Che portiere Rinicella. Dicevamo adesso gli Miri si avvicinano alle città di Pisacquino, perché la vittoria oggi significherebbe arrivare a quota 30 in classifica. Pisacquino è a 35, ma ancora deve giocare chiaramente. E poi finisce il primo tempo con il risultato di 4-1. Una grande e bella partita questa tra Futsal Miri e Città di Marzano, e come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi perché solo qui in esclusiva il secondo tempo della sfida. A dopo. Perdere col Gela fa parte un po' del percorso, un po' di tutte le squadre. Noi ci volevamo provare. Quello che un po' è il rammarico è che abbiamo preso gol subito, potevamo tirarla un po' più a lungo e sperare di rendere una vita un po' più difficile al Gela. Non ci siamo riusciti, però comunque vada, dobbiamo dire che non è da queste partite che passa la nostra salvezza. Oggi eravamo in enorme difficoltà perché 2 squalificati più quello che è uno dei giocatori più importanti che abbiamo non stava al meglio, quindi chiaramente poi esce questo risultato, ma che dobbiamo soltanto accettare. Ripeto, nulla di grave, fa parte del percorso, 5 partite sono tante, daremo di tutto. Sono contento anche di come hanno approcciato il secondo tempo i ragazzi, no? Negli spogliatoi ci siamo un attimino guardati, cercare di capire come affrontarla un po' meglio anche a livello tattico e basta. Poi abbiamo affrontato il secondo tempo. I ragazzi sono impegnati, ecco, e quindi più di questo non potevamo, su un risultato già compromesso. Importante non avere preso altre squalifiche e niente di più, ecco. Si pensa sicuramente di dare tutto, come daremo tutto da qui alla fine dell'anno. Sicuramente sarà una partita complessa perché Castellammare è un avversario secondo me importante, un avversario che ha fatto un campionato tranquillo. Sarà sicuramente difficile, però noi ci vogliamo salvare perché penso che ce lo meritiamo, che i ragazzi se lo meritano, e quindi faremo di tutto per portare punti via. Credo in primis nella salvezza, poi se dovesse arrivare diretta, perché ci sono ancora le chance e le possibilità per farlo, bene, altrimenti ci giocheremo una partita in più, perché giocare al playout non vuol dire essere retrocessi, ecco. A Mark il mio augurio più grande di una carriera felice, piena di traguardi personali e collettivi, un ragazzo che si è meritato questa possibilità, perché quando era qui ha dimostrato tanta professionalità, tanto impegno, tanti allenamenti extra, e culminate poi con delle partite importanti che gli hanno concesso prima la convocazione in nazionale e poi appunto questa possibilità. L'augurio appunto di una carriera piena di soddisfazioni. Lui sa che è soltanto all'inizio e non è un punto d'arrivo, e quindi avrà sempre il mio appoggio come suo allenatore del passato. Gli voglio bene, gli mando un abbraccio. Complimenti ai ragazzi perché hanno approcciato bene la gara. Siamo partiti subito forte, l'abbiamo sbloccata. Chiaramente il primo tempo si è chiuso con un risultato di 3-0, il secondo tempo abbiamo realizzato il quarto gol e la squadra fino alla fine non ha mai mollato, sia in fase di possesso che in fase di non possesso, perciò sono contento e faccio complimenti a tutti, a chi chiaramente ha giocato dall'inizio e chi è entrato dalla panchina. Sa dimostrare che il nostro centrocampo riesce a fare entrambe le fasi di gioco, sono contento. È normale che quando ci sono questi risultati così rotondi, so che gli attaccanti vorrebbero realizzare la rete, però hanno fatto un grandissimo lavoro lì davanti tutti i nostri attaccanti, bene per i nostri centrocampisti che hanno realizzato il gol, però c'è tanto lavoro da parte di tutti e questo è quello che
deve essere stimolo per tutti per cercare di alzare l'asticella, di migliorare sempre e di continuare il nostro percorso per come stiamo facendo. Le nostre mezzali fanno tanto lavoro di ripiegamento, di pressing, di riaggressione, però nello stesso tempo riescono ad attaccare l'area avversaria e perciò va bene. È normale che non è facile, però oggi sono stati particolarmente premiati per tutto il lavoro che hanno prodotto i nostri centrocampisti, perché ha fatto gol anche Privitera, perciò va bene così. Santo è un leader di questa squadra come tanti altri calciatori. Oggi ha realizzato un gol chiaramente dalla lunga distanza. Sono quei gol che fanno i giocatori che hanno qualità e personalità. E adesso ci godiamo questa vittoria e guardiamo, da martedì inizieremo a preparare un'altra finale. Le restanti 5 per noi sono tutte finali, come ho detto già dalla settimana scorsa, perciò ci godiamo questa e da martedì testa all'Oratorio San Ciro, perché dobbiamo continuare la nostra striscia e il nostro percorso senza guardare gli avversari, guardando sempre e comunque di migliorare le nostre prestazioni da qua alla fine. È normale che io da allenatore, come ho sempre detto, anzi vieto anche ai nostri dirigenti di portare telefonini in panchina, perché non voglio farmi distrarre, non dobbiamo distrarci da quello che sono i risultati degli altri cambi. Noi guardiamo il nostro percorso. È normale che ho sentito un po' l'esultanza, ma per me non è cambiato niente. Io guardo in casa nostra, so che mancano 5 partite, so che devo cercare assieme al lavoro dello staff e della squadra di vincerle tutte, poi a fine campionato tireremo le somme. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa vincente sfida tra Futsal Emili e Città di Marsala. 4-1 il risultato. Non fatevi però ingannare dal verdetto, perché è una gara piuttosto equilibrata, con Città di Marsala che aveva anche iniziato meglio rispetto a Futsal Emili. Poi la potenza della formazione di Mister Gritto, l'entusiasmo portato da Mister Gritto, insomma ha avuto la meglio con 3 gol in rapida successione. Poi le grandi parate di Rinicella, con le prestazioni anche da sottolineare da parte di Sciacca, Guglielmini, forse qualche passaggio in meno di troppo. Inizia anche il secondo tempo dunque tra Emiri e Città di Marsala. Rientra in campo Capitan Rappa, che non l'abbiamo visto negli ultimi 15 minuti. Facciamo questo gioco. Quindi Guglielmini, Rappa, Rinicella, Parisi e Sciacca. Dall'alto invece c'è Scarpitta, Accardi, Scariolo che riceve subito e calcia. Si ferma ancora Scariolo! Palla fuori non di molto, pericolosissimo. Continuiamo il quintetto con Fiorino e Angileri, quest'ultimo autore del gol. Fiorino vuole uno spazio, lo trova adesso in Scariolo di ritorno. Sciacca allontana come può, fa un po' il massimo in questo caso il 13 in questo ripiegamento difensivo. Lui che è un giocatore sicuramente più offensivo. Andrà Scariolo a battere in bucata. Accardi fa la sponda in mezzo a 3, poi conclusione di Fiorino decisamente da dimenticare. Sale su. Flavio, non ti abbassare, Flavio! Gancio Angileri, pressa Guglielmini, poi Sciacca lo vede, lo guarda, Sciacca va in mezzo e invece preferisce andare verso la porta. Calcia forte, non trova però nulla con Scarpitta che appoggia da Scariolo. Per lui tutti i minuti in campo, dicevamo anche nel primo tempo, non si può prescindere dal 23, è un po' il cervello di questa formazione. Angileri, Guglielmini lo spinge un po' in maniera comunque regolare. Fiorino
c'è Accardi vicino a lui, non lo serve, Fiorino ancora, va sul sinistro, murato da Parisi, poi in un piccolo cieco purtroppo della nostra diretta. Va Scariolo per la conclusione smorzata, poi Rappa decide di spazzare più lontano possibile, trova Scarpitta. Capitano Vito Scarpitta. Fiorino, Accardi, le finte, destro, poi si ferma sterzata col tacco, Fiorino va sul mancino, trova l'imbucata ma sbaglia tutto perché Rappa è in anticipo su Scariolo che poi mette il piede lì giusto per prendere il pallone in maniera regolarissima, ma la palla è in rimessa laterale. Cambia. Sciacca dopo il passaggio di Guglielmini, palla in orizzontale, Parisi contro Fiorino, lo sfida in velocità, poi Accardi ancora, molto bravo. Accardi è un giocatore che gioca sempre davanti, però anche in fase difensiva è un osso duro, non è facile da saltare perché comunque ha un fisico abbastanza importante, lo vedete anche dalle nostre immagini. Angileri, imbucata per Scariolo, è largo, può calciare, lo fa. È un tiro un po' sbilenco, viene anche applaudito dai compagni in panchina. Buona Mimmo, gli dicono. Un po' il giocatore più importante. Una buona gara per lui, tanti palloni cercati di dare tra le linee, anche alle spalle, soprattutto della difesa, però non con esiti positivi. Guglielmini, Rappa, Parisi, pressione di Scariolo, si fa lungolina da Sciacca e Fiorino fa una bella chiusura. Scariolo, Angileri, Scariolo per Angileri, c'è largo a Accardi, non se lo serve, si preferisce andare sulla sinistra da Scariolo, non è mai un'idea sbagliata. Scariolo rientra, attacco, bella giocata, Fiorino, palla che rimane lì al rimorchio e poi Sciacca trova Rappa, adesso Guglielmini che sfida la velocità, Angileri vuole rientrare, Guglielmini, bella giocata, Guglielmini, Scarpitta però deve passare un po' più il pallone Guglielmini qui. Infatti qui chiede scusa per chi sapeva che qui avrebbe dovuto dare il pallone, perché era un'occasione comunque importante, può sfruttare meglio. Rappa, finta di calciare, trova Sciacca, se calcia lui, Sciacca 1-2 con Guglielmini, non ha bella idea, palla però con tanta sfortuna non è passata. Scariolo apparecchia, Accardi con la punta, palla direttamente sulle tabellone pubblicitarie di Tecnocasa. Rappa, Guglielmini, lo scatto di Rappa, però qui Accardi ha fatto una bella chiusura perché l'ha un po' placcato, per utilizzare un termine cestistico, però in modo regolare. Infatti Rappa si è fermato, non ha potuto fare nulla. Fiorino con il sinistro viene murato da parte di Salvo Guglielmini, poi Angileri sceglie il destro, Rappa non lo vuole fare passare, ci riesce, poi va anche giù, forse vende fallo, no, è calcio d'angolo. Tutta rapida, Scariolo qui non si riesce a girare, poi Guglielmini lo pressa, ruba il pallone anche Sciacca, un contro 2 contro 2, Sciacca è veloce, Sciacca, Fiorino, che partita, poi prova da terra. È caduto, basta 3. Qui Fiorino fa un bellissimo gesto comunque, perché nonostante Sciacca da titolo l'avesse scalciato un po' con un brutto gesto da parte di Sciacca, Fiorino in maniera molto elegante ha dato la mano subito al suo avversario, anche perché forse nel modo di contrastare l'aveva anche in maniera involontaria colpito al volto. Insomma, un gesto molto bello da parte di Fiorino. Guglielmini salta l'uomo, Guglielmini si mette in proprio, lo fa benissimo, ancora 5-1 Guglielmini. Questa volta non passare il pallone ha portato bene a Salvo Guglielmini, perché è arrivato questo gol che stava cercando. Poi conclusione di Lopresti. Rappa, palla in verticale.
Tanto dentro Pera, fuori Guglielmini. Anzi no, fuori Sciacca, non Guglielmini, non lo vedevamo, credevamo fosse andato fuori, ma invece così non è. Rappa con Lopresti che si fa vedere anche in fase difensiva adesso. Intanto al posto di Accardi. Fiorino, Angileri, prova a mettere giù Rappa, taglia il campo, adesso serve Pera, palla brutta, Guglielmini viene messo un po' in difficoltà, poi col tunnel passa Pera di ritorno, capisce tutto Fiorino sul mancino, apre in mezzo per pallone verso Scariolo che può girare, appoggiare da Lopresti, invece andare da Fiorino, finta, mancino, apre, Angileri, Parisi, chiude tutto, poi lo stesso Angileri ruba lo spazio, è già ammonito Parisi. Quindi calcio di punizione. Minuto 38 di gioco, 5-1 il risultato. Insomma, adesso sta andando anche un po' largo il risultato. Vediamo se ci sarà spazio per Furia, che ancora non è entrato, e al momento non lo vediamo però. La conclusione verso la porta di Fiorino, che non è, termina però in modo positivo. Buona gara però per lui. Guglielmini dopo il passaggio di Rinicella, palla verso Pera, Fiorino ancora, la meglio Pera che va via, lascia lì a Guglielmini, fa pure questo salvo Guglielmini, va a rubare il pallone a Pera che se l'era costruito benissimo e fa 6-1. Fuori Fiorino, era un po' effettivamente un po' stanco. Sono 20 minuti. Al suo posto è rientrato Nuccio, che era partito dal primo in realtà. Angileri, Scariolo, Guglielmini tocca con la testa. Poi conclusione da fuori tentata da Giuseppe Angileri. Tutto da rifare però, Rincella vuole un appoggio facile, trova Naccari che tutto al posto di Rappa. Nel frattempo Pera spalla la porta con Nuccio, dice fallo, qui di mestiere ed esperienza Pera. Segui Peppe. Rinicella, Tutto. pallone lungo per Naccari, la controlla con la spalla, Naccari di testa! Cosa stava per combinare Sergio Naccari qua? C'è stato veramente tanto vicino. Scusami Pippi. E poi Nuccio ha provato un cross quasi da calcione in giro, piuttosto che da 5. Naccari, Parisi nel frattempo predica calma, si riscalda Furia, nel frattempo l'abbiamo effettivamente chiamato in precedenza. Mister Gritto vuole concedere minutaggio a tutti. Guglielmini, Naccari, apre verso Parisi, la palla di ritorno, la difende Parisi. Guglielmini, Pera, poi Nuccio la tocca, Angileri, palla che si impenna. Guglielmini fa una cosa incomprensibile, poi Nuccio lo travolge in realtà. Si continua con Lopresti che getta il pallone fuori, bel gesto da parte di Lopresti. Nuccio che l'ha travolto, infatti credo che vada a chiedere scusa. E dunque palla restituita, non era molto sportiva. Prova a girarsi, qui Lopresti ma sbaglia, palla viene passata da Scariolo direttamente
a Rinicella. Intanto è entrato Furia al posto di Guglielmini. Invece rimane ancora in panchina Fortunato, che seppur non sia entrato si è beccato un giallo. Scarpitta per Angileri, Furia alla meglio no, perché commette fallo. O meglio, alla meglio perché commette fallo. E dunque tutto fermo con il calcio di polizia per Città di Massara. Adesso vediamo però quanti falli sono stati fischiati. Grannuccio che col sinistro lì potrebbe avere Vannuccio con il mancino. Rinicella riesce a respingere, ma è una bella conclusione. Poi va giù ed è ancora fallo di Furia. Insomma, un ingresso un po' difficile di Furia. È entrato e ha fatto 2 falli. Non sarà contento mister Gritto, che sappiamo che queste cose ci tiene tanto. Tanto dovrebbe entrare Ciaramitaro al posto di Parisi. Infatti dentro Ciaramitaro, fuori Parisi. Rinicella lotta, è bello l'intervento da parte di Angileri. Naccari col fisico sull'Opresti, fa perno sul suo fisico. Ciaramitaro per Furia, adesso Naccari. Insomma, brutto passaggio, bruttissimo di Furia. Nuccio, Scariolo, Nuccio, c'è una deviazione. Nel frattempo c'è anche un altro cambio per il Città di Mazzanto. Nuccio calcia con potenza, non ne trova però la porta. Ha fatto bene comunque Prodo, è un giocatore che ha un sinistro piuttosto interessante, tira tanto di potenza, però forse è un po' la precisione quella che non lo aiuta spesso. Devo diventare Brian Castellini, se non abbia visto male. Ti ruba il pallone, calcialo Presti, ancora Rinicella in spaccata. Che parata, che portiere. Poi Naccari su Nuccio, non c'è nulla, si continua. Furia, Naccari la controlla, Naccari, Scarpitta. Nuccio dice ero in vantaggio, come di fischiare il fallo. Non è d'accordo il signor Suriano, che invece ha preferito far continuare. Sarà quindi calcio d'angolo con Naccari. Velo di Ciaramitaro incomprensibile qui. Si riparte un 3 contro 2. Lopresti, palla dentro Angileri per Scariolo, che qui preferisce andare con l'esterno destro, ma da lì col sinistro avrebbe probabilmente segnato. Pippi, poi basta qua, P. Uscirà Angileri, dunque spera l'anticipo di Nuccio. Poi Ciaramitaro per ancora Nuccio, va dritto per dritto, fa fallo. Naccari, Furia, Ciaramitaro, poi Naccari, scivolata di Angileri. Furia si mette davanti, buona guardia. Pera, adesso Ciaramitaro, si va a vedere Naccari, la controlla, va incontro, poi finta, va sul destro, ha una grande mole. Poi Furia decide di andare sul sinistro, quasi Nuccio gliela ruba. E poi Pera, Naccari, e poi quasi scontrano. Tempo, c'è un po' di confusione in campo con Furia e Nuccio che hanno un po' combinata grossa. Un po' di ghiaccio per Nuccio. Parrinello, che scusa, non Castellini. Guglielmini Dai, va a far rialzare Nuccio. Lucio. A terra, io passo a terra, Scariolo è un po' anche rassegnato, dice non c'è bisogno nemmeno che spieghi, insomma vuole giocare Scariolo. Col primo pallone toccato da Parrinello. Nuccio con il sinistro cerca una conclusione sul secondo palo, piuttosto intelligente perché c'era l'inserimento di Lopresti. Poi Scariolo ruba il pallone, bella giocata Scariolo, c'è il taglio
non lo serve, adesso salta nettamente fuori a Scariolo con la punta, Rinicella se la trova lì, buon posizionamento come sempre da parte delle 23 sull'altro 23. Ok, riordiniamoci. Poi la prossima sarà time out per Città di Marsala. Guglielmini, c'è Naccari, lui sceglie la velocità su Parrinello che però è fresco, infatti lo contiene, tocca il pallone, una sfida tra due giovanissimi. Naccari, Guglielmini, poi Naccari, Guglielmini, poi Naccari ancora, ritmi adesso un po' più bassi rispetto a quelli che abbiamo visto nel primo tempo, ma ci può anche stare. Giro palla difensivo nel frattempo con il Ciaramitano. Scariolo fa una bella chiusura. C'è la macchina. In linea! di mettere! Sveglio! Poi Guglielmini e Ciaramitano non dialogano in maniera tranquilla, un po' rimproverandosi a vicenda. Nuccio apre dalle parti di Scariolo, sempre Nuccio, vediamo se caccia come sempre, preferisce questa volta andare largo dallo Presti che vuole un'imbucata ma sbaglia perché regala il pallone a Naccari, c'è sul secondo palo Furia, lo mette adesso Furia! Non sbaglia, fa 7-1, grande palla ancora di Naccari, è un grande assist. Adesso approfittiamo di questo time out per ricordare la vittoria in questa giornata, al momento l'unica partita conclusa, quella tra Altofonte e Favignana, 8-3 il risultato, insomma una gran bella vittoria per l'Altofonte, in questo momento sarebbe al primo posto a pari punti con il Palermo Futsal Club, mentre invece rimane a -1 il Pioppo, ma chiaramente deve giocare domani, così come Rosanero, quindi insomma è un primo posto momentaneo per l'Altofonte in attesa delle altre due corazzate, ma insomma pensare che Palermo Futsal Club e Altofonte siano due squadre neopromosse e che si stanno giocando il campionato mi fa venire in mente soltanto delle parole, ovvero ma quanto è bello questo campionato, perché se due squadre così neopromosse fanno un campionato del genere, insomma è veramente bellissimo. Intanto dentro con la maglia numero 2 Francesco Fortunato si mette a giocare da pivot al posto di Furia, Tutto! che ha fatto gol e adesso è uscito. A Cardi Ma perché? si è un po' allargato troppo, ha sbagliato qui, voleva allargarsi ma forse non ha fatto la scelta più corretta possibile. Rinicella, il rilancio per Ciaramitano che prova a metterla giù, ci riesce, Ciaramitano rientra, vediamo un lavoro con il fisico, apre da Fortunato che calcia con il mancino, chiude per Onuccio, adesso Guglielmini che danza un po' con il pallone tra i piedi, Naccari, quindi Fortunato. Guglielmini, il taglio era giusta quell'idea, ma Nuccio ha creduto tutto in anticipo, può calciare, Nuccio apre per Scariolo, va sul primo palo, doveva sicuramente decidere un passaggio sul secondo, poi Nuccio ancora, Cardi non riesce a calciare perché Ciaramitano è lì in direzione. Nuccio ancora una volta è sul destro, di ritorno sbagliato, Nuccio va giù, fallo di Ciaramitano, guarda che dubbio forse. Qualche dubbio effettivamente c'era. E poi voleva questa distanza. Gioco per ora fermo. Si sta giocando poco in questo momento.
Allora mani giù, Marco! Nuccio sicuramente da qui vorrà la porta. Poi calcio Nuccio e Rinicella ancora fa una gran bella parata. Scariolo prova a nascondere il pallone, Naccari lo guarda attentamente, Scariolo ancora calcia e Rinicella sempre in presa bassa, è fortissimo e spaccata, sarà rimessa laterale comunque. Nuccio la difende sulla pressione di Fortunato, che ricordiamo anche già ammonito. Scarpitta Accardi per Nuccio, poi scivola Guglielmini, Nuccio, poi time out. Gioco fermo per il time out, minuto 53, mancano 7 minuti. Dai, vieni qua, Nel frattempo un po' di nervosismo in campo per gli ultimi interventi. C'è un time out, devi portare via. Questo time out è... perché forse c'è un cambio in porta. Vediamo se c'è o meno. Nel frattempo anche giocatori che dicono ai tifosi di non esagerare. Intanto il signore Suriano chiama tutti nel campo. C'è un cambio con l'Insitto che rientra. Era partito dal primo, poi non si è più visto in campo. Adesso invece è tornato. Rappa al posto di Naccari. L'Insitto Accardi apre sulla destra dall'Insitto, fa 2 passi, 3 passi, poi calcia verso la porta. Rinicella molto bravo, poi scherza con Scariolo, sempre molto cordiale con gli avversari. Scariolo, giocatore molto corretto. Poi Guglielmini col tacco ha sfidato. E dunque calcio d'angolo, minuto 54 e 40 secondi, quindi insomma non manca molto. L'Insitto dentro per Nuccio, palla che rimane lì, non riesce però a deviare. Lui voleva probabilmente quel pallone sul suo sinistro, così però non è stato. E non c'è stata nemmeno deviazione. Rinisce la palla lunga, Sciacca la mette, giusto il tempo di Sciacca, Scarpitta, non c'è nulla. Accardi, si continua, un 2 contro 2, apre 3 contro 2, Scariolo, palla fuori. Si chiedeva a gran voce un rigore. Rinicella per Sciacca che può puntare Nuccio, 1 contro 1, Nuccio va giù, questa volta è fallo, anche il giallo. Il calcio di punizione neanche andrà perché è un tiro libero con la barriera. C'è Parisi. Andrà Rappa, ma c'è anche Parisi in realtà. Vediamo chi andrà dei due. Che potrebbero essere 2 soluzioni interessanti. Uno schema Parisi, Rappa, Parisi calcia, non funziona lo schema con Scariolo che prova quasi a rubare, poi sbaglia Rinicella, regala ad Accardi, chiedo scusa, prende il palo, nulla da fare.
Rappa. Parisi per Guglielmini con la testa 2 volte, prova anche a metterla dentro. Scarpitta capisce tutto in anticipo. Minuto 57, mancano 3 minuti, ma qualcosina da recuperare ci sarà. Cardi, bella giocata, poi Parisi mette il pallone lontano, quasi a fare meta. Nuccio, vai il passaggio, però per sua fortuna va dalle parti di Scariolo. Guarda che passa Cardi verso Scariolo che rientra su Paresi. Bella giocata Scariolo, 1-2, palla dentro ancora. Guglielmini mette una pezza, poi Scarpitta ci arriva così, si apre dalle parti dei compagni, ma Guglielmini si concede anche un piccolo dribbling. Guglielmini, fallo Riccardo e giallo. Si chiedeva un cartellino rosso, ma giallo contro Consentino, posto di Scariolo che esce per la prima volta a 2 minuti alla fine. Nel frattempo sono tante urla con Guglielmini che costretto al cambio dentro Pera. Guglielmini esce molto arrabbiato, dando anche un calcio alla rete, insomma, non contento del cambio. Vediamo chi va. C'è veramente di tutto in questa partita. Sciacca cerca la porta, Consentino devia, adesso Accardi apre sul secondo palo, Consentino non può arrivare. Adesso Rinicella, Rappa, Sciacca, Rappa, poi scivola qui l'Inzitto. Manca 1 minuto alla fine della partita, più recupero. Parisi per Sciacca, Nuccio in contrasto, poi l'Inzitto, Sciacca ancora. L'Inzitto, mezzo a 2, Sciacca aiuta Rappa a prendere il pallone, poi contrasto anche qui in 2, l'Inzitto prima e Nuccio dopo. Parisi, Pera, ancora Parisi, Rappa di prima, Sciacca adesso, Pera, e poi va giù Rappa, Inzitto chiede scusa. Nuccio apre per l'Inzitto, in mezzo a 2, bella qui la sua giocata, poi col destro pronto ad aprire, ma va bene così. Finisce qui dopo 60 minuti di gioco la sfida tra Futsal Emiri e Città di Marsala, risultato 7-1. Sale quindi a quota 30 punti in classifica la formazione del presidente Roberto Rampolla, che adesso con questo cambio in panchina prova a salvare una stagione con i playoff che non sono tanto distanti. Poi chiederemo nelle post partita a Mister Regretto, perché adesso bisogna crederci. Nel frattempo noi come sempre vi ringraziamo, amici di Sportisili, qui da Marco Genduso è tutto, vi ringrazio ancora come sempre e alla prossima.